Si è conclusa ieri la visita del ministro Toninelli in Sicilia, dopo aver visitato i cantieri delle province di Caltanissetta, Agrigento e di Palermo. L'incontro con il presidente della regione Nello Musumeci. La Sicilia è ben oltre l'emergenza, buona parte dei 26.000 chilometri di strade provinciali è in condizioni post-belliche. Io propongo un commissario straordinario governativo con poteri speciali sul modello di Genova da esportare in Sicilia, perché qui con le procedure ordinarie non si va avanti. Spero, ho concluso, di parlarne in Consiglio dei Ministri fuori sacco. Questo quando ha affermato ieri durante la conferenza stampa al termine della sua ricognizione in Sicilia. In questi 2 giorni ad affiancare nel suo percorso siciliano il leader regionale di 5 Stelle Giancarlo Cancellieri, avversario di Musumeci alle scorse elezioni regionali, e l'agrigentino parlamentare nazionale Michele Sodano. Onorevole Cancellieri, ecco, facciamo una sintesi di questo che è stato questo incontro con i sindaci della provincia di Agrigento che esprimevano le tante criticità di un territorio abbandonato. Abbiamo visto il Ministro, insomma, ha cercato un po' di rispondere, il governo del cambiamento, ma i sindaci chiedono che il cambiamento avvenga anche realmente con il finanziamento e le opere che si facciano. Assolutamente sì, ma la condizione della provincia di Agrigento non è diversa dalla condizione del resto della Sicilia. In una battuta dicevo oggi al Ministro Toninelli che qui non andrebbe dichiarata lo stato di emergenza ma lo stato di guerra per le condizioni della viabilità, non solo quella primaria ma anche quella secondaria delle strade provinciali. C'è una opportunità che va colta immediatamente, ci sono 300 milioni di euro nel Patto per il Sud e nell'accordo di programma quadro per interventi in 190 strade provinciali. Questa cosa deve avvenire in maniera celere perché questi soldi devono essere spesi, perché è davvero un abominio se non si spende un centesimo di quelle risorse lì. E ovviamente l'impegno da parte del Ministro, che si paleserà già domani, sarà quello di accordi che verranno fatti fra la Regione Siciliana e l'ANAS, appunto per far intervenire l'ANAS che è una struttura nazionale che ormai è pronta per poter prendersi questi migliaia di chilometri di strade provinciali e poter intervenire, ma soprattutto dichiarando, è quello che sto chiedendo io sia al Governo regionale che al Governo nazionale, di poter dichiarare lo stato di emergenza nelle strade provinciali per poter nominare un commissario straordinario con poteri speciali per abbattere i tempi, bruciare le tappe di intervento in maniera tale da avere almeno in un anno l'apertura di tantissimi cantieri in giro per la Sicilia che possano ridare normalità a questa regione che di normale nella viabilità non ha nulla e che purtroppo vive condizioni davvero di assurdità e di straordinarietà. E allora oggi mi dispiace avere sentito da parte di qualche sindaco qualche tono polemico, fra l'altro qualche sindaco che ha lo stesso colore politico di chi fino a ieri governava lo Stato e di questa Sicilia si è dimenticata davvero l'esistenza. Oggi noi stiamo cominciando a mettere in 5 mesi mano a quelle che sono delle emergenze in Sicilia, lo faremo e lo dimostreremo. Quello che oggi il Ministro Toninelli ha chiesto è di non essere giudicati a priori, ma di essere giudicati dopo avere compiuto i fatti. Era importantissimo che Toninelli venisse qua in Sicilia per rendersi conto da solo, insomma, di come la situazione può essere tragica e difficile. Dobbiamo lavorare ma dobbiamo anche recuperare tutto quello che non è stato fatto in passato. In effetti lui ha detto che ci sarà un'attenzione molto particolare verso la Sicilia e staremo con fiato sul collo dell'ANAS per fare in modo che tutto venga costruito nei tempi certi. Ultima visita adesso molto importante per noi a Ponte Morandi, dove appunto ci hanno confermato che i lavori inizieranno più presto e che riusciremo a ricostruirlo e a ridarlo agli agrigentini.